Il quinto capitolo della lettera agli Efesini ha un contenuto molto importante per tutta la Chiesa e per la nostra società, quello della proclamazione della santità del matrimonio cristiano. L'autore ispirato ci insegna che il matrimonio, con il quale l'uomo e la donna diventano una sola carne, non è soltanto un progetto umano, ma una realtà nella quale gli sposi cristiani si uniscono all'amore di Cristo per la sua Chiesa. Lo possono imitare e cercare proprio di parteciparvi. Infatti il matrimonio per i cristiani è un sacramento, quindi una via di grazia, una fonte di unione tra Dio e l'uomo. Il Concilio Vaticano II ha autorevolmente esposto questa dottrina, insegnando che i cristiani sono chiamati alla santità anche nel matrimonio. E in questo modo possiamo dire che il Concilio ha confermato una delle intuizioni più importanti di San Josemaria Escrivá, quello proprio della santificazione attraverso anche la vita coniugale, matrimoniale. Allora tutti siamo chiamati a essere santi come padri e madri, come mogli e mariti, come figli, nonni, zii e tutti questi rapporti sono rapporti di amore, tra questi certamente quello centrale è il rapporto coniugale, che oggi conosce una grande crisi, forse una crisi che è proprio quella della speranza. E l'amore senza la speranza non ha ali, non riesce a proiettare se stesso al di là degli ostacoli, non riesce a lottare per la sua vita, rimane come rinchiuso nel momento presente, nella situazione nella quale si trova e non sa se e quanto riuscirà a durare. Allora ecco, l'amore umano ha bisogno della fede in Dio, che è autore del matrimonio, ha bisogno della speranza, che lo aiuta a pensare che può durare per sempre, e ha bisogno proprio dell'amore di Dio, che è la fonte di ogni amore.